Dopo Jesolo e Sottomarina, anche Bibbione ha aperto ufficialmente la stagione estiva. Si è svolto infatti questa mattina il simbolico taglio del nastro, accompagnato anche da una benedizione benaugurante alla presenza della Regione, con il vicepresidente Gianluca Forcolin, l'assessore al turismo Federico Caner e il consigliere Francesco Calzavara. L'evento era organizzato da Union Mare Veneto con i partner locali Bibbione Spiagge e Bibbione Mare, Confcommercio ABA e Habit e il consorzio di promozione turistica Bibbione Live. La Costa Veneta finalmente è pronta, in queste settimane abbiamo lavorato veramente tanto per farci trovare pronti, sono state settimane difficili, anche di tensione, però ce l'abbiamo fatta. Siamo pronti, tutte le strutture sono aperte, siamo in grado di accogliere tutti gli ospiti che speriamo possano arrivare presto. Da martedì anche i confini con i mercati di prossimità, con l'Austria saranno aperti. I primi turisti tedeschi cominciano già a farsi vedere in giro per le nostre spiagge. Questa è sicuramente una notizia importante perché lo abbiamo detto più volte, mettere nelle condizioni gli operatori di avere le proprie strutture pronte, efficaci, disponibili e poi non avere ovviamente quella che è la materia prima, cioè il nostro ospite, non è proprio così banale perché nei conti economici e nei bilanci questi fanno la differenza, quindi è fondamentale. Quindi ad oggi guardiamo con ottimismo pensando che dalla metà di giugno magari fino alla metà di settembre insomma questa stagione si possa saldare. Oggi abbiamo anche presentato quelle che sono le linee guida dal punto di vista della promozione che da qui ai prossimi mesi dovranno mettere nelle condizioni i nostri operatori di portare a casa un bilancio che non sia sul modello dello scorso anno ma sarà comunque un anno comunque importante per guardare con ottimismo anche quella che sarà poi la stagione 2021 e per considerare appunto una operatività che è a 360 gradi e che tocca tutto l'Alto Adriatico. Il Veneto è una grande regione con tante destinazioni turistiche, con tanti prodotti turistici. L'idea però è quella di comunicare in maniera unitaria non solo nel mercato domestico, quindi veneto italiano, ma soprattutto all'estero. Per fare questo è bene che ognuno segua una stessa linea e quindi noi siamo disponibili a dare anche finanziamenti ai consorzi di promozione turistica, alle reti di impresa, alle ATI sul territorio, a tutti coloro che si mettono insieme però per promuovere una stessa linea. Questa è una terra che offre di tutto e di più e quindi legare Venezia al Veneto è fondamentale. Tra l'altro voglio dire, ecco, noi pensiamo possa essere una scelta giusta, l'importante è che, ripeto, tutti ci credano e tutti scommettano su questa linea.